Ma io sono sereno, non sono avvezzo alle lamentazioni, però guardo la realtà per come si è posta e dobbiamo dire, ma ripeto, è una obiettiva considerazione che queste elezioni hanno avuto dei passaggi truffaldini, diciamolo pure, in senso politico truffaldini ovviamente, quindi legittimi formalmente, ma di fatto hanno indotto i cittadini a commettere un errore clamoroso. 7 giorni prima della scadenza del termine di presentare le liste viene presentata una lista civetta che si chiama come noi al 99%, è evidente che l'elettore meno avveduto, meno attento ci cade in errore, ma di questo si arrangeranno eventualmente i tribunali, si arrangeranno coloro i quali hanno creato questo problema. Noi guardiamo avanti perché riteniamo che la risposta debba essere sempre sul piano politico, è la politica che deve maturare e noi abbiamo la responsabilità di comunicare meglio un progetto che è grandioso, che è straordinario, che è difficile da metabolizzare. L'elettore ha sempre ragione, ma l'elettore deve anche stare più tranquillo se ha scelto, come ha scelto per esempio di votare una figura che io ritengo, pur rispettando il risultato, politicamente sbiadita e superata, che è quella del buon Luca Zaia, buon come ragazzo, meno buono come politico, ma l'avete scelto, è vostro, non lamentatevi con me adesso, potete dire che non ve l'ho spiegata bene la questione dell'autodeterminazione, della opportunità per via democratica e istituzionale di dare avvio a un processo di indipendenza come la Catalogna e la Scozia, come ben sapete. Avete scelto Zaia, io dico avrete l'agonia con l'autonomia che lui ha promesso, d'altronde lui è stato furbetto e corretto, furbetto perché nei dépliant e nella presentazione della campagna elettorale ha detto io scelgo l'autonomia, quindi vi ha detto cosa sceglieva, poi nel parlato, nella comunicazione, sapendo che il progetto Indipendenza Veneta era quotato anche oltre il 10%, abilmente vi ha messo dentro anche la lista civetta e così qualcuno c'è caduto, ma tutto è legittimo formalmente, sostanzialmente un po' meno ne ha subito la democrazia, ne avete subito voi che ci siete caduti. In ogni caso rispettiamo questa realtà, ma non lamentatevi. Autonomia per 5 anni vuol dire questuare a Roma e oggi l'abbiamo visto con i migranti, quindi andiamo sui temi che è quello che ci interessa perché le geremiadi non giovano a nessuno. Che cosa ha detto un presidente di questa regione che mantiene l'Italia? Ha fatto 2 errori contemporaneamente. Primo, si è rivolto non a chi comanda, al capo del governo, ma si è rivolto ai suoi bracci esecutori, i prefetti, che sono dei meri organizzatori, e ha detto loro, cioè ha detto non al padrone di casa, ma ai servi, agli esecutori, dice ribellatevi al padrone. No, se sei capo di un governo del Veneto ti rivolgi al governo italiano che è il tuo diretto interlocutore, se no dimostri di non avere nessuna consistenza, ma io parlo di uomo sbiadito, politicamente me ne ha dato la conferma. E quindi voglio dire, questa è la realtà. Non possiamo lamentarci. Poi invitare i prefetti, andiamo al contenuto della, tra virgolette, esortazione, ribellatevi al governo. Ma cosa sta dicendo? Capo del governo del Veneto che invita i prefetti che non rispondono a lui, gliel'hanno già detto la settimana scorsa, lei non ci dà ordini perché noi rispondiamo al governo, lui parla a costoro che gli hanno già detto che non è un loro referente, ribellatevi. Insomma, io sono, come cittadino, ne ho diritto, come persona che ragiona, come persona che paga le tasse, non deluso. Sono veramente mortificato, perché se questo è colui che dovrebbe rappresentare i miei interessi, gli interessi del popolo veneto per i 5 anni, tanti auguri.